Marta Novello, 27 anni, fu accoltellata senza nessun motivo per oltre 20 volte. L'aggressione il 22 marzo del 2021 lungo via Marignana a Mogliano. Identificato il responsabile, allora quindicenne, che venne condannato dai giudici di primo grado a 6 anni e 8 mesi di reclusione, pena ridotta in appello a 5 anni. Il colpo di scena nella vicenda che sconvolse la Marca quando la Cassazione nel 2022 annullò la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Ora è arrivata una nuova decisione dei giudici della Cassazione che per la seconda volta hanno cassato il giudizio di imputabilità, cioè la capacità di intendere e volere al momento della commissione dei fatti. L'avvocato Matteo Scussat, che difende l'aggressore, oggi maggiorenne, ha spiegato che attende le motivazioni di questa seconda decisione della Cassazione. Il ricorso, ha spiegato il legale, era infatti articolato in diversi punti, lamentando non solo l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, ma anche travisando il dato istruttorio. Sono state inoltre impugnate ben 4 ordinanze che, ad avviso della difesa, avevano limitato il diritto alla controprova. Le motivazioni saranno depositate nei prossimi giorni, poi tutto tornerà ancora una volta, la terza, in Corte d'Appello a Venezia. Il ragazzo che accoltellò Marta Novello, volato a Londra dopo l'aggressione, non ha più fatto rientro in Italia.